Io mi permetto di sollecitare solamente una riflessione. C'è stato chi ha detto perché ora e non durante la legislatura. Sono tutte quante motivazioni che io non mi permetto di valutare, sono motivazioni politiche. E noi sappiamo che la politica va con andirivieni, è un divaga, sopra, sotto. Io permetto invece di svolgere una riflessione sul contenuto che è stato già esposto. È possibile o non è possibile che una comunità si possa esprimere su un dato testo? Punto. Perché, come è stata citata la Costituzione, anche la Costituzione italiana dice che la sovranità appartiene al popolo. Figuriamoci se non siamo rispettosi di questo. E quando mi è stato chiesto di fare un parere giuridico, perché la politica io proprio... Con lei non è un politico? No, anche farei disastri, per cui evito. Quando mi è stato chiesto un parere giuridico sul punto, ho ricordato la legge del 2006 che depenalizzava tante espressioni non violente, per cui adesso è lecito dire tutto quello che noi riteniamo opportuno considerare su quello che era, che è, che sarà lo Stato, e anche ho detto che il fulcro dello Stato democratico contemporaneo è l'espressione della comunità. Che poi questa comunità abbia un confine circoscritto o esteso, sta a chi in quel momento lì decide di costituirsi, capisce? Quando lei mi dice, noi dobbiamo stare dentro la legalità, questa è un'obiezione seria. Ma capisce che, mi permetto, quella che dice lei, prendo lei, ma tantissime persone quando io parlo di queste cose qui, anche lezioni, mi fanno questa obiezione. È una legalità. E legalità non corrisponde sempre a giustizia. Tra le due cose io preferisco la seconda. Perché, come è stato già detto prima, altrimenti se avessimo una legalità come criterio ordinante, costante, quotidiano della nostra condotta, dovremmo onestamente dire che siamo stati illegali contro il fascismo, la Rosa Bianca era illegale contro il nazionalsocialismo, contro l'Austria. Le resistenze, cito uno, Florensky, Pavel Florensky, è stato illegale nella sua condotta solo intellettuale contro quello che è il regime sovietico, ma dico tre, quelli che tutti quanti riconosciamo, potremmo dire tutti quelli che erano nel patto di Varsavia, e ho esperienza diretta lì di popolazioni che hanno sofferto e esprimendo un proprio opinione con condotte varie hanno svolto il cosiddetto diritto di resistenza. E qui mi collego sul discorso dell'UDC, cattolicesimo. Io non conosco, credo sia Valdegamberi che ha fatto questo passaggio non conosco la sua storia personale. Sì, ma non ha neanche più importanza questa cosa. Ma uno che l'UDC che dovrebbe, voglio dire, io dico dovrebbe perché mi intendo un po' di politica, fa riferimento a una croce, a uno scudo crociato, credo che sia proprio nel suo DNA dar voce a un diritto di resistenza, un'obiezione di coscienza. Quindi l'incoerenza non ci sta. No, non volevo entrare, ormai è una cosa superata questa logica. Non vuole essere una polemica di nuovo sulla punto di vista ordinamentale. Quando lei dice il rispetto della legalità, mi pare che traccia vi è sotto di un rispetto dell'ordine costituito. Ma la storia ci insegna, la storia delle istituzioni, che l'ordine costituito viene ogni tanto, talvolta, dipende quanto dura, sostituito da un nuovo ordine costituito. Si dice il partigiano divino, cioè colui che era una parte vince e diventa la divinità, comanda su tutti, ed è sempre stato così. Certo. Avevamo, chi citava prima la Serenissima, poi abbiamo avuto un Lombardo-Veneto, poi abbiamo avuto un regime monarchico, poi abbiamo avuto una repubblica, e poi, cioè la domanda di fondo è, e questo abbiamo sviluppato anche in regione quando la commissione è stata investita del ruolo di dare una piccola consulenza, l'ordinamento vigente avrà di certo un termine, è ora. La domanda che è stata posta è legittimo dar voce a una comunità per potersi esprimere su questo punto. Io mi sono fatto riferimento a norme di diritto internazionale e mi è parso di essere sereno nel dire è totalmente legittimo. Nota bene, in quella commissione, perché quando Zaia ovviamente ha avuto anche lui, è stato stimolato a dirsi prenditi un po' i libri, se non lo puoi fare tu, fa che qualcuno lo faccia al posto tuo, chiama una commissione che valuti la questione. In commissione ci siamo trovati tantissime volte e mai è emerso mettiamo ai voti se è possibile o non è possibile, perché si è detto che i parametri di riferimento sono distinti. Chi diceva no, dico in sintesi, non faccio nomi, faceva riferimento all'ordinamento solo nazionale. Chi diceva sì, faceva riferimento alla comparazione tra quello nazionale e quello preordinato, perché è precedente, anche potremmo dire che fa riferimento al diritto naturale, e che oggi viene riconosciuto dal diritto internazionale. Potrei citare due elementi, anzi uno solo.
la Corte internazionale di giustizia, che il collega Morosin prima ha anche citato, si è già espressa su un punto che potrebbe essere messo in parallelo al nostro, quando è stato interpellato sul caso del Kosovo. Ha detto chiaramente che se c'è un consenso non è possibile mantenere lo status quo dell'ordinamento, non è possibile. Dentro quel contesto ma no, la Corte internazionale non fa in sede di principio generale. La Corte internazionale no, ma l'ha letta lei la sentenza, il parere, l'ha letto il parere. Sì, ma non si può non l'ha letto. No, dica la verità, l'ha letto il parere. Sì, l'ho letto. L'ha letto non il si parere. può, sì, allora non mi si dica può. qual è il passo in cui la Corte dice No, ma se siamo una gente che non si riesce neanche a scusi, siccome il parere è solo in inglese, il parere è solo in inglese, non c'è tradotto in italiano, io mi sono fatto una fatica. Lei può estrapolare quel parere dal contesto per cui è stato deciso? No, assolutamente sì. La Corte di Giustizia non dice proprio in quel contesto, dice in generale, generally in English, dice generally, se c'è il consenso non può essere vietato. Per quello le ho chiesto se l'ha letto il parere. Il discorso invece che vorrei far passare anche qui, proprio la gente che sta a casa, è questo, è molto semplice. C'è un ordinamento vigente, non è Bibbia che ci sia nel futuro. Punto. Certo, sono d'accordo con lei. Bravo. Come facciamo per decidere questo? Ci sono vari modi, no? Perché la Costituzione si cambia con la Costituzione, alcuni la cambiano anche col fucile in mano, perché... No, ma questa non è la nostra strada, per carità. Può essere cambiato col volere delle persone. Come possono esprimersi questo volere? Facendo riferimento a una dimensione di coscienza che gli permette di comprendere oggi, ciascuno di noi, come intende vivere lui e il futuro della sua famiglia. Giuseppe Toniolo nel 1904, proprio in merito a rappresentanza e non rappresentanza, in un antico convegno dell'allora Partito Popolare, anzi c'era ancora prima Democrazia Cristiana con la Rinucci, diceva chiaramente che in momenti di crisi sociale ed economica, Toniolo era un giurista e poi economista e sociologo anche, è bene che i rappresentanti non decidano per i rappresentati, è preferibile che si dia la voce ai rappresentati. Ora, in un momento di crisi sociale, economica e istituzionale ci siamo. Ora, se vogliamo fidarci di uno che Veneto, ma oltre il Veneto ha detto qualcosina, potrebbe essere anche questo. No, ma